Buongiorno carissime, buongiorno carissimi. Oggi continuiamo la lettura del nostro libro Cuore e l'episodio che vi leggo adesso si intitola Il muratorino. Il povero muratorino è malato grave. Il maestro ci disse di andarlo a vedere e combinammo di andarci insieme Garrone, De Rossi ed io. Stardi pure sarebbe venuto, ma siccome il maestro ci diede per lavoro la descrizione del monumento a Cavour, egli ci disse che doveva andare a vedere il monumento per fare la descrizione più esatta. Così, per prova, invitammo anche quel gonfiaccione di Nobis che ci rispose no, senz'altro. Votini pure si scusò, forse per paura di macchiarsi il vestito di calcina. Ci andammo all'uscita delle 4. Pioveva a catinelle. Per la strada Garrone si fermò e disse con la bocca piena di pane: «Cosa si compera?» e faceva suonare 2 soldi nella tasca. Mettemmo 2 soldi ciascuno e comperammo 3 arance grosse. Salimmo alla soffitta. Davanti all'uscio De Rossi si levò la medaglia e se la mise in tasca. Gli domandai perché. «Non so», rispose, «per non aver l'aria. Mi pare più delicato entrare senza medaglia». Picchiammo. Ci aperse il padre, quell'omone che pare un gigante. Aveva la faccia stravolta, che pareva spaventato. «Chi siete?» domandò. Garrone rispose: «Siamo compagni di scuola d'Antonio e gli portiamo 3 arance». «Ah, povero Tonino!» esclamò il muratore scuotendo il capo. «Ho paura che non le mangerà più le vostre arance». E si asciugò gli occhi con il rovescio della mano. Ci fece andare avanti. Entrammo in una camera a tetto, dove vedemmo il muratorino che dormiva in un piccolo letto di ferro. Sua madre stava abbandonata sul letto col viso nelle mani e si voltò appena a guardarci. Da una parte pendevano dei pennelli, un piccone e un crivello da calcina. Sui piedi del malato era distesa la giacchetta del muratore, bianca di gesso. Il povero ragazzo era smagrito, bianco bianco, col naso affilato, e respirava corto. «Oh caro Tonino, tanto buono e allegro, piccolo compagno mio, come mi fece pena, quanto avrei dato per rivedergli fare il muso di lepre, povero muratorino». Garrone gli mise un'arancia sul cuscino accanto al viso. L'odore lo svegliò. La pigliò subito, ma poi la lasciò andare e guardò fisso Garrone. «Son io», disse questi. «Garrone, mi riconosci?» Egli fece un sorriso che si vide appena e levò a stento dal letto la sua mano corta e la porse a Garrone, che la prese fra le sue e la appoggiò sopra la guancia dicendo: «Coraggio, coraggio, muratorino, tu guarirai presto e tornerai alla scuola e il maestro ti metterà vicino a me. Sei contento?» Ma il muratorino non rispose. La madre scoppiò in singhiozzi. «Oh, il mio povero Tonino, così bravo e buono, e Dio che ce lo vuol prendere. Chetati!» le gridò il muratore disperato. «Chetati per amor di Dio, o perdo la testa!» Poi disse a noi affannosamente: «Andate, andate ragazzi, grazie, andate. Che volete far qui? Grazie, andatevene a casa». Il ragazzo aveva richiuso gli occhi e pareva morto. «Ha bisogno di qualche servizio?» domandò Garrone. «No, buon figliolo, grazie», rispose il muratore, «andatevene a casa». E così dicendo ci spinse sul pianerottolo e richiuse l'uscio. Ma non eravamo a metà delle scale che lo sentimmo gridare: «Garrone, Garrone!» Risalimmo in fretta tutti e 3. «Garrone!» gridò il muratore col viso mutato. «T'ha chiamato per nome!»
2 giorni che non parlava, t'ha chiamato 2 volte, vuole te, vieni subito. Ah, santo Dio, se fosse un buon segno. Arrivederci, disse Garrone a noi, io rimango, e si lanciò in casa col padre. De Rossi aveva gli occhi pieni di lacrime. Io gli dissi, piangi per il muratorino? Egli ha parlato, guarirà. Lo credo, rispose De Rossi, ma non pensavo a lui. Pensavo come buono, che anima bella è Garrone. Adesso il prossimo episodio che vi leggo si intitola Primavera. 1 d'aprile, 3 soli mesi ancora. Questa è stata una delle più belle mattinate dell'anno. Io ero contento nella scuola perché Coretti mi aveva detto di andare dopodomani a vedere arrivare il re insieme col suo padre che lo conosce e perché mia madre mi aveva promesso di condurmi lo stesso giorno a visitare l'asilo infantile di Corso Valdocchio. Anche ero contento perché il muratorino sta meglio e perché ieri sera, passando, il maestro disse a mio padre: va bene, va bene. E poi era una bella mattinata di primavera. Dalle finestre della scuola si vedeva il cielo azzurro, gli alberi del giardino tutti coperti di germogli e le finestre delle case spalancate, con le cassette e i vasi già verdeggianti. Il maestro non rideva, perché non ride mai, ma era di buon umore, tanto che non gli appariva quasi più quella riga diritta in mezzo alla fronte, e spiegava un problema sulla lavagna, celiando. E si vedeva che provava piacere a respirare l'aria del giardino che veniva dalle finestre aperte, piena d'un buon odore fresco di terra e di foglie, che faceva pensare alle passeggiate in campagna. Mentre egli spiegava, si sentiva in una strada vicina un fabbro ferraio che batteva sull'incudine e nella casa di faccia una donna che cantava per addormentare il bambino. Lontano, nella caserma della Cernaia, suonavano le trombe. Tutti parevano contenti, persino stati. A un certo momento il fabbro si mise a picchiar più forte, la donna a cantar più alto. Il maestro si interruppe e prestò l'orecchio. Poi disse lentamente, guardando per la finestra: il cielo che sorride, una madre che canta, un galantuomo che lavora, dei ragazzi che studiano. Ecco delle cose belle. Quando uscimmo dalla classe, vedemmo che anche tutti gli altri erano allegri. Tutti camminavano in fila, pestando i piedi forte e canticchiando, come alla vigilia di una vacanza di 4 giorni. Le maestre scherzavano. Quella della penna rossa saltellava dietro i suoi bimbi come una scolaretta. I parenti dei ragazzi discorrevano fra loro ridendo e la madre di Crossi, l'erbaiola, ci aveva nelle ceste tanti mazzi di violette che riempivano di profumo tutto il camerone. Io non sentii mai tanta contentezza come questa mattina a veder mia madre che mi aspettava nella strada e glielo dissi andandole incontro. Sono contento, cos'è mai che mi fa contento questa mattina? E mia madre mi rispose sorridendo che era la bella stagione e la buona coscienza. Adesso vi leggo questo episodio che si intitola Re Umberto. Alle 10 in punto mio padre vide dalla finestra Coretti, il rivenditore di legna, e il figliolo che mi aspettavano sulla piazza e mi disse: eccoli Enrico, va a vedere il tuo re. Io andai giù, lesto come un razzo.
padre e figliuolo, erano anche più visti del solito. Ci mettemmo subito in cammino verso la stazione della strada ferrata, dove il re doveva arrivare alle 10:30. Coretti padre fumava la pipa e si fregava le mani. Sapete, diceva, che non l'ho più visto dalla guerra del 66. La bagatella è di 15 anni e 6 mesi. Prima 3 anni in Francia, poi a Mondovì. È qui che l'avrei potuto vedere, ma non si è mai dato il caso che mi trovassi in città quando egli veniva, quando si dice le combinazioni. Egli chiamava il re Umberto, come un camerata. Umberto comandava la 16ª divisione. Umberto aveva 22 anni e tanti giorni. Umberto montava a cavallo così e così. 15 anni, diceva forte, allungando il passo. Ho proprio desiderio di rivederlo. L'ho lasciato principe, lo rivedo re. E anch'io ho cambiato. Son passato da soldato a rivenditor di legna, e rideva. Il figliuolo gli domandò: se vi vedesse, vi riconoscerebbe? Egli si mise a ridere. Tu sei matto, rispose. Ci vorrebbe altro. Lui, Umberto, era uno solo. Noi eravamo come le mosche. E poi sì che ci stette a guardare uno per uno. Sboccammo sul corso Vittorio Emanuele. C'era molta gente. Passarono 2 carabinieri cavallo, al galoppo. C'era un cielo sereno che smagliava. Sì, esclamò Coretti padre animandosi, mi fa proprio piacere di rivederlo, il mio generale di divisione. Ah, come sono invecchiato presto! Mi pare l'altro giorno che avevo lo zaino sulle spalle e il fucile tra le mani, in mezzo a quel tramestio, la mattina del 24 giugno, quando s'era per venire ai ferri. Umberto andava e veniva coi suoi ufficiali, mentre tuonava il cannone lontano, e tutti lo guardavano e dicevano: purché non ci sia una palla anche per lui. Eravamo arrivati alla stazione. C'era una gran folla, carrozze, guardie, carabinieri, società con bandiere. Coretti padre tentò di entrare sotto il porticato, ma gli fu impedito. Allora pensò di cacciarsi in prima fila nella folla che faceva ala all'uscita e, aprendosi il passo coi gomiti, riuscì a spingere innanzi anche noi. Venite con me, disse a un tratto, e tirandoci per le mani attraversò in 2 salti lo spazio vuoto e si andò a piantar di là con le spalle al muro. Accorse subito un brigadiere di polizia e gli disse: qui non si può stare. Sono del 4° battaglione del 49, rispose Coretti, toccandosi la medaglia. Il brigadiere lo guardò e disse: restate. Ma se lo dico io, esclamò Coretti trionfante, è una parola magica, quel 4° battaglione del 49. Non ho diritto di vederlo un po' a mio comodo il mio generale, io che sono stato nel quadrato? Intanto si vedeva nel salone dell'arrivo e fuori un gran rimescolio di signori e di ufficiali, e davanti alla porta si schieravano le carrozze, coi servitori vestiti di rosso. Coretti domandò a suo padre se il principe Umberto aveva la sciabola in mano quando era nel quadrato. Avrà ben avuto la sciabola in mano, rispose, per parare una lanciata che poteva toccare a lui come un altro. La banda suonò, gli ufficiali accorsero, la folla s'alzò in punta di piedi. E non esce mica subito, disse una guardia, ora gli fanno un discorso. Coretti padre non stava più nella pelle. Ah, quando ci penso, disse, io lo vedo sempre là. Sta bene con i colerosi e con i terremoti e che so altro. Anche là è stato bravo, ma io l'ho sempre in mente come l'ho visto allora, in mezzo a noi, con quella faccia tranquilla. E son sicuro che se ne ricorda anche lui del 4° e del 49, anche adesso che è re, e gli farebbe piacere di averci una volta a tavola tutti insieme, quelli che si è visti intorno
in quei momenti. Uno scoppio di grida lo interruppe. Migliaia di cappelli s'alzarono in aria. 4 signori vestiti di nero salirono nella prima carrozza. «È lui!» gridò Coretti e rimase come incantato. Poi disse piano: «Madonna mia, come s'è fatto grigio!» Tutti e 3 ci scoprimmo il capo. La carrozza veniva innanzi lentamente, in mezzo alla folla che gridava e agitava i cappelli. Io guardai Coretti padre. Mi parve un altro. Pareva diventato più alto, serio, un po' pallido, ritto appiccicato contro il pilastro. La carrozza arrivò davanti a noi, a un passo dal pilastro. «Evviva!» gridarono molti voci. «Evviva!» gridò Coretti dopo gli altri. Il re lo guardò in viso e arrestò un momento lo sguardo sulle 3 medaglie. Allora Coretti perse la testa e urlò: «Quarto battaglione del 49!» Il re, che si era già voltato da un'altra parte, si rivoltò verso di noi e, fissando Coretti negli occhi, stese la mano fuori dalla carrozza. Coretti fece un salto avanti e gliela strinse. La carrozza passò, la folla irruppe e ci divise. Perdemmo di vista Coretti padre. Ma fu un momento. Subito lo ritrovammo, ansante, con gli occhi umidi, che chiamava per nome il figliolo, tenendo la mano in alto. Il figliolo si slanciò verso di lui ed egli gridò: «Qua piccino, che ho ancora la mano calda!» E gli passò una mano intorno al viso, dicendo: «Questa è una carezza del re». E rimase lì come trasognato, con gli occhi fissi sulla carrozza lontana, sorridendo, con la pipa tra le mani, in mezzo a un gruppo di curiosi che lo guardavano. «È uno del quadrato del 49», dicevano. «È un soldato che conosce il re. È il re che l'ha riconosciuto. È lui che gli ha teso la mano. Ha dato una supplica al re», disse uno più forte. «No», rispose Coretti, voltandosi bruscamente. «Non gli ho dato nessuna supplica io. Un'altra cosa gli darei, se me la domandasse». Tutti lo guardarono ed egli disse semplicemente: «Il mio sangue». Bene, è bello questo racconto. Il re, noi non abbiamo più un re, ma una volta aveva veramente una grande importanza, era amato da tutti. Bene carissimi, per quest'oggi abbiamo terminato la nostra lettura, ci rivediamo presto, vi auguro di passare una buona giornata, di essere sereni, di stare tutti bene e come sempre vi stringo in un grande abbraccio. A presto!